Amici di Vado a Vivere in Sardegna, Oggi vi portiamo allo stagno di Platamona. prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube e attivare la campanella per non perdere le nostre avventure. Ok, è già successo di tutto, oggi siamo venuti qui con Aria, i vari cagnolini vengono ad annusarla. Lei è un po' diffidente, quindi... e non ci permettono di fare le riprese come vogliamo. Comunque, ci troviamo a qualche chilometro da Porto Torres e siamo circondati da profumo di pino e ginepro. Siamo in questo stagno che si sviluppa su circa 3 km in lunghezza. di lunghezza. Lo stagno di Platamona è stato valorizzato di recente con dei percorsi accessibili anche ai disabili. Questi percorsi conducono a vari punti di osservazione per gli amanti del bird watching. Infatti in questo stagno è presente un centro di educazione ambientale e ci sono le guide che vi permettono di conoscere le specie animali che visitano periodicamente questo stagno. Tra cui abbiamo i falchi, i fenicotteri, gli aironi e tanti altri. All'interno delle sue acque non mancano di sicuro rospi e tartarughe d'acqua. Ma voi l'avete mai fatta una gita in uno stagno? Raccontatecelo qui sotto nei commenti. Bellissimo tramonto, qua veramente vieni e spegni il cervello. Purtroppo non potremo farvi vedere lo stagno dall'alto perché ci troviamo nei pressi di un piccolo aeroporto, quindi il volo con i droni è assolutamente vietato. Quindi, cari amanti delle riprese aeree, occhio! Quando vuoi fare la figa niente, non esce. Questo vale oro! Adesso stiamo andando a cercare un altro pontile un pochino più avanti. Questo è un luogo ideale per una scampagnata nel fine settimana con i vostri amici o con la famiglia, ma se volete gustarvi la natura in pieno silenzio, vi consigliamo di venire qua soltanto nei giorni lavorativi. Comunque qua potete venire a correre perché ci sono tanti percorsi per il jogging. vogliamo dire ai nostri amici cosa troviamo qui vicino? Qui vicino troviamo la bellissima spiaggia di Platamona che è tra le più lunghe d'Italia. E in più trovate anche qui vicino la torre di Abbacurrente che risale al 1600 e la bellissima pineta di Platamona, della quale vi lasciamo il link qua sopra di un video che abbiamo fatto qualche mese fa. Bellissimo! Amici di Vado a Vivere in Sardegna, la nostra avventura finisce qui. Vi lasciamo con le nostre spalle lo stagno di Platamona. Se vi è piaciuto il video mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao. Ciao.